Ha scelto la città di Ravanusa domenica sera Nello Musumeci, candidato del centrodestra, per aprire ufficialmente la sua campagna elettorale, che lo vedrà girare i comuni della nostra Sicilia. Ravanusa è il paese natio di Giusy Savarino, che con Nello Musumeci hanno creato il movimento Diventerà Bellissima, fino ad arrivare alla sua proposta politica di candidare Musumeci a presidente. Giusy Savarino ha parlato dell'Agrigentino, una terra abbandonata a se stessa da anni, mentre Musumeci si è soffermato sulla politica di prospettiva e di speranza, toccando temi che affliggono i lavoratori come i precari, i forestali e quelli della formazione. Musumeci ha tenuto a sottolineare come non ho padrini né padroni né partito e non devo dare conto a nessuno tranne ai siciliani stessi. Non sono ricattabile e voglio liste pulite, parole che hanno riscaldato le numerose persone che hanno voluto sentire Musumeci in piazza 25 aprile a Ravanusa, anche da paesi provenienti dalla nostra provincia e dal capoluogo. La nostra è una sfida virile, altro che sfida gentile. La nostra è la voglia di restituire alla Sicilia e ai siciliani il diritto a credere che il domani possa esserci e possa essere diverso e migliore. Il Partito Democratico lascerà le macerie e penso che i grillini abbiano già capito che i siciliani non sono più disposti a fare salti nel buio. Noi abbiamo un progetto serio di governo alternativo, siamo persone per bene, abbiamo già dimostrato di sapere governare, ecco, vogliamo stare alla guida di una classe dirigente che debba davvero voltare pagina. Abbiamo pensato con Nello Musumeci di ricominciare questa campagna elettorale entusiasmante, di farlo dalle piazze, da una piazza siciliana di un piccolo paese come Ravanusa, la provincia di Agrigento, per dare un segnale anche di vicinanza della buona politica a questo territorio che è stato abbandonato dalla pessima politica che in questi anni ha governato questa regione siciliana. Questo è un territorio che ha tanto sofferto in questi ultimi anni di governo di Crocetta e del PD che governa questa regione da 8 anni, ricordiamolo. Avevamo ospedali che erano fiore all'occhiello della sanità siciliana e oggi alcuni reparti sono chiusi e altri sono a rischio chiusura. Avevamo le uniche strade che sono state finanziate sono quelle che sono rientrate nell'accordo di programma quadro del 2001. Da allora non si costruisce più niente, si demolisce, crollano i viadotti e nessuno se ne occupa. Questo è un territorio che sta soffrendo più di altri la disoccupazione giovanile, che sta soffrendo più di altri l'emigrazione dei nostri giovani. Ecco perché qui serve un segnale di presenza e serve che la risposta a queste esigenze oneste di questa gente, di questo territorio, arrivi dalla politica, quella con la P maiuscola, quella buona, che è sempre stata rappresentata da persone per bene. Nello Musumeci ha dimostrato in questi anni di sapere fare buona politica, ha saputo amministrare, è una persona in gamba, è una persona che si assume la responsabilità di scegliere, si assume la responsabilità di governare e quando è messo nelle condizioni di farlo, quindi è eletto presidente come è stato nella provincia di Catania, lascia un ricordo bellissimo in quei territori, anche alle persone che non sono di centrodestra, va oltre il suo elettorato. Ritengo che Nello Musumeci sia la migliore scelta per noi siciliani, è un uomo onesto, un uomo serio, un uomo che ha dimostrato grandissima dignità in tanti anni di sana, seria politica, non ha scheletri nell'armadio, è una persona onesta, seria e di grandissimi valori. Crediamoci veramente, votiamo tutti Nello Musumeci.